In occasione della ricorrenza della Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Associazione dei Volontari di Strada di Agrigento, diretta da Anna Marino, ha concluso un accordo operativo con la sezione agrigentiva dell'Action Aid, presieduta da Rosanna Lo Giudice. Tra le iniziative promosse congiuntamente vi è l'adozione di un bambino a distanza con un contributo mensile di 15 euro. In proposito, i moduli di adesione a tale progetto sono disponibili nella sede dei volontari di strada al Viale della Vittoria 313 ad Agrigento, e poi saranno riproposte le cosiddette ceste della solidarietà che saranno distribuite in diversi punti vendita di Agrigento, soprattutto farmacie e sanitarie. Saranno così raccolti alimenti o prodotti per l'infanzia da distribuire alle famiglie assistite, e poi domenica prossima saranno allestiti dei laboratori creativi riservati ai bambini che si svolgeranno dalle ore 11:30 alle 13 nella sala convegni dei volontari di strada, curati da Imparo Creando di Ada Giordano. Ascoltiamo in proposito la stessa Rosanna Lo Giudice. Domenica prossima, 19 novembre, ad Agrigento, nella sede dei volontari di strada, al Viale della Vittoria 313. Gli stessi volontari di strada, insieme ad Action Aid, organizzano delle iniziative in occasione della giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Di che si tratta? La presidente di Action Aid, Rosanna Lo Giudice. Allora, insieme in collaborazione, come ha detto lei, con i volontari di strada, rilanciamo praticamente questo progetto dell'adozione appunto in vicinanza. Si tratta di 15 euro, un contributo appunto di 15 euro mensili che servono per i beni di prima necessità per questi bambini disagiati, per i bambini più piccoli, quindi questi soldi verranno utilizzati per i pannolini, biscotti, latte, per quelli più grandi, libri, tutto quello insomma che c'è necessario. È chiaro che noi alle famiglie non daremo dei soldi, ma daremo proprio questi beni che per chiunque volesse fare appunto una donazione può passare o nella sede dei volontari di strada o attraverso un bonifico. Inoltre verranno messe anche delle ceste sia nelle farmacie che nelle sanitarie, dove chiunque magari passi da questa farmacia possa lasciare un piccolo contributo proprio per questi bambini. Si tratta pertanto di un'iniziativa di solidarietà organizzata congiuntamente con i volontari di strada che già da tempo sul territorio agrigentino operano a favore dei meno abbienti. Sì, diciamo che abbiamo fatto questa rete appunto perché il gioco forza, insomma, ci vogliamo fare sentire perché abbiamo visto delle situazioni veramente disagiate. Io mi sono ritrovata anche un'ora presso questa sede dei volontari appunto di strada e vedevo dei piccoli bambini, insomma, rallegrarsi per una piccolezza, un gioco usato, una qualsiasi cosa. Quindi noi proprio chiediamo alla cittadinanza di partecipare e di mantenere, insomma, costantemente questo contributo affinché insomma questi bambini non soffrano insomma anche la fame, ecco.